Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In manette il nuovo reggente del clan Santa Paola Ercolano di Catania è Francesco Russo, imprenditore edile del caffè che aveva scelto una posizione defilata. A incoronarlo dal carcere il boss Ercolano, 25 arrestati. È un giallo il ritrovamento di una donna impiccata in una casa di villeggiatura a Fondachello, nel Catanese. Qualche ora prima aveva litigato con il marito, disposta l'autopsia. Un vorticoso giro di denaro dietro il crack del complesso turistico Torre Macauda a Sciacca. 6 indagati per bancarotta e sequestro beni per 30 milioni. L'acqua contesa tra campagna e città. A Messina il nuovo piano di approvvigionamento penalizza gli agricoltori. Sempre critica la situazione ad Agrigento. La Sicilia terra di roghi, drammatico il report di Fenice Verde. Gli incendi dolosi superano il 78%. Alla scoperta dell'isola Ferdinandea, un tesoro sommerso nel canale di Sicilia. Mare Vivo filma la biodiversità. Calcio, Palermo in ritiro a Manchester con Blin e Pierozzi. A Catania oggi è il via la campagna abbonamenti. A Messina la protesta dei tifosi contro la proprietà invitata a cedere il club. Durissimo colpo al clan Santa Paola Ercolano, arrestato il nuovo reggente e i suoi luogotenenti. Dal carcere il boss ergastolano continuava ad impartire ordini e a indicare i nuovi capi. I dettagli nel servizio di Adelaide Barbagallo. Scoperto il nuovo reggente di Cosa Nostra a Catania, governava gli affari del clan Santa Paola ed Ercolano e Francesco Russo, imprenditore edile. Si occupa di strutture ricettive, rivendita di cialde di caffè con interessi anche all'estero. È stato arrestato assieme ai suoi luogotenenti Salvatore Mirabella e Cristian Paternò. A scoprirlo la squadra mobile di Catania, dopo una lunga serie di indagini coordinate dalla DDA della Procura Etnea, che ha visto impegnato anche il servizio centrale operativo. A decidere vertici e nuovi assetti il boss ergastolano Mario Ercolano, che dal carcere ha continuato ad impartire direttive. L'imponente operazione antimafia è culminata in 25 misure cautelari, 18 in carcere, 5 ai domiciliari e con l'obbligo di dimora per altri 2. Associazioni di tipo mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi, usura, queste le accuse. Si è toccato, come dire, il cuore dell'organizzazione mafiosa Santa Paola Ercolano e quindi il risultato è assolutamente di grande importanza. Monitorate le attività criminali del gruppo della stazione, del gruppo di Cibali, degli Ercolano e quella dei Santa Paola, una mafia violenta i cui nuovi vertici erano sempre più pronti all'uso delle armi. Ricorrevano e avevano la violenza anche armata come strumento di riaffermazione del potere mafioso della famiglia Santa Paola Ercolano sul territorio. Durante le indagini sono stati monitorati numerosi incontri tra gli appartenenti alla cosca. Il nome di Francesco Russo non doveva mai essere pronunciato. L'operazione ha avuto la denominazione di operazione ombra semplicemente perché la figura apicale sostanzialmente è rimasta in forma riservata. Sequestrate numerose armi. È un giallo il ritrovamento di una donna impiccata in una casa di villeggiatura a Fondachello nel Catanese. Sarà l'autopsia a dare le prime risposte. Emanuela Corsi. È un giallo la morte di una donna di 30 anni trovata impiccata ieri mattina nel bagno di una casa di villeggiatura preso in affitto con il marito e i 2 figli. Siamo a Fondachello, frazione marinara di Mascali. La coppia, residente a Catania, aveva preso in affitto questo appartamento all'interno di un residence sul lungomare per trascorrere 10 giorni di vacanza. Era stato il compagno a chiamare la proprietaria dell'immobile una settimana prima per chiedere la disponibilità della casa. Quando è che avrebbero dovuto lasciarla? Venerdì. Ma era la prima volta che venivano in questo appartamento? Oppure... Sì. Quindi lei non li conosceva? Completamente. Qui a Fondachello nessuno conosce questa coppia e i pochi vicini non vogliono parlare. Secondo una prima ricostruzione, la sera precedente alla morte, la donna avrebbe avuto una lite con il compagno che poi si è allontanato dall'abitazione lasciandola sola. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Non è ancora chiaro chi abbia dato l'allarme e con chi erano i bambini. Io ho visto urla di persone che piangevano perché hanno visto questa cosa che è capitata praticamente. Erano 2 uomini? Sì, di mattina sì. Più o meno che ora era? Verso mezzogiorno, quando me ne sono accorto io.
Quindi qualcuno, in questo caso il marito, ha trovato la moglie e è sceso giù. Presumibilmente non so se sia il marito perché era un uomo più grande e un ragazzo. Sul corpo della donna sarebbero presenti vari ecchimosi incompatibili con la presunta impiccagione. La procura etnea ha disposto l'autopsia sul corpo della trentenne che chiarirà le cause della morte. Il compagno della donna, che l'ha vista per ultimo, è stato sentito per diverse ore dai carabinieri in caserma come persona informata sui fatti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Un vorticoso giro di denaro dietro il crack del complesso turistico Torre Macauda a Sciacca per distrarre milioni di euro e sottrarli al fallimento. Maglio Viola. Uno schema illegale ben organizzato dietro il crack milionario di Torre Macauda, noto complesso turistico alberghiero dell'Agrigentino, passato di mano 3 volte negli ultimi anni e in un caso rilevato anche attraverso un'asta giudiziaria. Lo hanno scoperto i finanzieri del Gico di Palermo e quelli di Sciacca, che hanno sequestrato l'intera struttura ed altri beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro e notificato 5 ordinanze interdittive ed altrettante persone accusate di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e tentata truffa aggravata per l'ottenimento di fondi pubblici. Dietro al crack non ci sarebbe soltanto la distrazione dei fondi, ma anche la corruzione di un ufficiale pubblico e l'uso di finanziamenti per il turismo. Le indagini avrebbero accertato operazioni finanziarie finalizzate al riciclaggio con la complicità di una grande banca nazionale che avrebbe acquisito per soli 4 milioni un credito di 28, poi avrebbe attestato falsamente il pagamento da parte degli imprenditori delle somme per partecipare a un'asta che avrebbe consentito di riacquistare per 8 milioni la struttura che ne valeva quasi 30. Infine, svelato un tentativo di truffa ai danni dello Stato finalizzato a ottenere un finanziamento pubblico destinato allo sviluppo delle attività ricettive per 1.800.000 euro e un episodio di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale che in cambio dell'assunzione del figlio avrebbe favorito un imprenditore nei lavori di rifacimento e messa in sicurezza di un costone roccioso franato che si trova proprio a ridosso del complesso turistico alberghiero. A Nicosia una dottoressa dell'INPS è stata aggredita durante una visita fiscale a casa di un dipendente pubblico assente dal lavoro. La CGIL denuncia l'ennesima manifestazione di violenza verbale e fisica nei confronti del personale medico e sanitario. Continua lo spazzamento e la raccolta della cenere a Catania. Gema e Comune chiedono la collaborazione dei cittadini. C'è poi da fare i conti col vulcano sempre attivo. Orazio Longo. È un po' come la tela di Penelope che di giorno cuciva e la sera disfaceva. Qui al contrario la notte si raccoglie e il giorno ritorna a piovere. Cenere. Di questo stiamo parlando, della cenere dell'Etna che è tornata a cadere copiosa ieri su Catania. E questo cambia tutto, i tempi, le previsioni. L'idea iniziale, dicono dal Comune, era di concludere entro la prima decade di agosto lo spazzamento delle strade, ma questo al netto di ulteriori eruzioni. E al netto che ci sia la collaborazione di tutti, la chiede il sindaco, la chiede la Gema impegnata nelle operazioni di spazzamento. La collaborazione che stiamo registrando è davvero molto bassa e quindi una delle difficoltà principali è quella della quantità di autovetture da rimuovere in quelle strade interessate dai divieti di sosta. D'altro canto c'è chi lamenta di avere fatto tutto secondo istruzioni, sgombrato strade e parcheggiato altrove, ma di non avere visto le macchine spazzatrici. Possibile che sia capitato soprattutto nei giorni scorsi nella fase iniziale, però il servizio è stato ridimensionato e naturalmente l'attività è molto complessa, le spazzatrici con queste quantità di cenere si riempiono velocemente, è difficile stimare le ore necessarie per ripulire completamente marciapiedi e sede stradale. 1700 le tonnellate di cenere raccolte per ora su circa 4000, tanta ancora ne rimane come si vede dalle immagini, qui siamo alla circonvallazione. Il sindaco trantino ha disposto per 48 ore in tutte le strade il divieto di circolazione di mezzi a 2 ruote, ma evidentemente non tutti l'hanno recepito, monopattini e velocità massima a 30 km/h. Nella notte tra mercoledì e giovedì previsto lo spazzamento nel quartiere di Picanello. Un turno eccezionale, spiegano, dovrà invece essere organizzato per la zona industriale colpita massicciamente dall'ultima pioggia nera. E veniamo al capitolo dell'emergenza idrica, l'acqua contesa tra città e campagna. A Messina il nuovo piano di autobotti penalizza gli agricoltori. Sentiamo Francesco Triolo.
L'emergenza idrica in Sicilia diventa sempre più pesante in tutte le province. La riunione di ieri in prefettura a Messina, con la partecipazione della cabina di regia regionale per l'emergenza, ha tracciato il percorso per cercare di reperire più acqua d'uso idropotabile a danno di quella da destinare alle irrigazioni. Il sopralluogo al Bufardo della scorsa settimana infatti ha evidenziato che è possibile ottenere più acqua anche per i comuni di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, con indennizzi per gli agricoltori che però sono già sul piede di guerra. È emersa la necessità di effettuare un secondo tavolo tecnico nel quale i dipartimenti regionali valuteranno in base al tipo di coltura e alla quota di soccorso irriguo necessaria quale può essere la quantità che la città di Messina, la città di Mascali, di Calatabiano e di Fiumefreddo possono avere in più. Quindi io ritengo che riusciremo in tempi brevi, già dalla settimana prossima, ad avere un maggior apporto che oggi non so quantificare perché non è il mio compito. Avviato un piano straordinario di rifornimento con le autobotti, saranno 10 in servizio H24 con il potenziamento anche del personale. Si cerca inoltre di intervenire per ridurre le perdite sulla condotta come quella a Santa Margherita. Situazione decisamente più complicata ad Agrigento, dove l'acqua manca da 15 giorni, chiesto l'invio di una nave cisterna della Marina Militare. Il comitato Vogliamo l'acqua e il cartello sociale di Agrigento nelle ultime ore hanno inviato una lettera appello sottoscritta da 1400 agrigentini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Signor Presidente, ad Agrigento l'acqua viene ormai distribuita con turni di 23, 24, 25 giorni, con erogazioni di 1 o 2 ore, assolutamente insufficienti per i nostri fabbisogni. Il sindaco Franco Miccica invece con un'ordinanza ha vietato il prelievo e il consumo di acqua potabile per il lavaggio di marciapiedi e piazzali, auto e per innaffiare orti e giardini, oltre che per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. La Sicilia continua ad essere terra rossa, terra di incendi, lo conferma il report di Fenice Verde, un'associazione ambientalista. Nella nostra isola gli incendi dolosi superano il 78%. Marco Gullà. Era il 24 luglio dell'anno scorso e in Sicilia, in particolare nella zona occidentale, si susseguivano diversi roghi, tutti dolosi. 1 o 2 giorni di inferno con danni e vittime. A distanza di un anno, poco è cambiato. La nostra isola continua ad essere terra di incendi, come testimonia anche un report dell'associazione ambientalista Fenice Verde, che si basa sui dati del sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi. Ebbene, la Sicilia è colpita drammaticamente più di altre regioni d'Italia. Incendi che, secondo l'associazione, per il 78% hanno sempre origine dolosa. Un altro dato decisamente significativo è che a mezzanotte ci sono più incendi che nel pomeriggio. Il tutto perché di notte l'intervento scatta a rilento e i roghi possono propagarsi incontrollati fino all'alba. Un'isola sempre meno verde e che addirittura brucia più di tutto il sud della Spagna. Il confronto con le altre regioni è davvero impietoso. Dati scoraggianti, preoccupanti, il tutto ad un anno da quei tragici giorni in cui la Sicilia fu incendiata in diverse parti, soprattutto nel Palermitano, con le colline che bruciavano e 3 morti a causa delle fiamme. 2 uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Rosolini con l'accusa di incendio e danneggiamento di autovetture. A incastrarli anche questi filmati in cui si vede uno dei 2 che mette una tannica di benzina all'interno di un'auto e poi gli dà fuoco. Tra dicembre 2023 e gennaio scorso diverse autovetture sono state incendiate, mettendo a rischio anche i residenti delle vicine abitazioni. Rischio di infiltrazione della criminalità nei trasporti dei rifiuti, costi di smaltimento troppo elevati e dipendenza dalle discariche. La commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti disegna un sistema di gestione arretrato. Il servizio. La Sicilia resta forse l'ultima regione d'Italia in una condizione di arretratezza nella gestione del sistema dei rifiuti. Nell'isola non si può fare a meno delle discariche, mentre altrove ormai si dismettono ovunque. Qui si continua a parlare di autorizzazione per la 7ª vasca di Bellolampo, di recupero della calatta ambiente dopo l'incendio, della situazione di Mazzarrà Sant'Andrea, ma il futuro non può essere nelle discariche. È quanto emerge dalla visita ispettiva della Commissione parlamentare Ecomafie, che in Sicilia ha visitato più di una discarica, ha ascoltato in audizione i soggetti che gestiscono il sistema dei rifiuti e ha persino deciso di secretare alcune parti delle audizioni, annunciando che collaborerà con le procure su quanto acquisito.
Quello su cui verificheremo, su cui ho una particolare attenzione, sono i costi del sistema dei rifiuti, nel senso che una tonnellata, se in determinate regioni d'Italia può costare 70, 80, 90 euro a tonnellata lo smaltimento, in determinate realtà come questa può arrivare a 180, 280, 300, se va all'estero addirittura anche 400. Faremo un focus, una relazione, ecco, questo noi siamo preposti, poi dopo saranno le procure che faranno il loro ruolo. Dunque costi anche tripli per lo smaltimento dei rifiuti, possibilità di infiltrazione della criminalità nel settore dei trasporti e dipendenza dalle discariche sono i grandi problemi siciliani, a fronte dei quali bisogna cambiare rotta con la differenziata e con altri sistemi di smaltimento alternativi alle discariche che vanno chiuse, ma nel frattempo vanno gestite in maniera migliore. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi andremo a scoprire l'isola Ferdinandea. Con Mare Vivo Sicilia andiamo adesso alla scoperta dell'isola Ferdinandea, lo scoglio sommerso tra Sciacca e Pantelleria. Davide Sardo. Eccola sul fondo del mare, l'isola Ferdinandea, un isolotto di origine vulcanica apparso per pochi mesi al largo di Sciacca e poi scomparso tra i flutti, tra la delusione di tanti, anche degli imperi che se la contendevano. Da quel lontano 1831, l'isola dei misteri e dai tanti nomi, oggi giace a circa 6 metri di profondità nel canale di Sicilia, formando il Banco Graham. Mare Vivo Sicilia è andato alla sua scoperta, filmando con un team di esperti i coralli e le sue creature marine che la abitano. Obiettivo è documentare e diffondere la conoscenza di questo tesoro sommerso e il suo valore ambientale ricco di storia e biodiversità. Grazie a questa immersione, con queste riprese più che altro, ci consentirà di far visionare, far fare un'immersione subacquea virtuale soprattutto alle scolaresche, per parlare dell'isola Ferdinandea, del mare che c'è di fronte al nostro territorio. E ancora oggi vi è chi attende che spunti di nuovo dal mare. E andiamo adesso a Zafferana Etnea per la 20ª edizione dell'Alcantara Fest nel segno della interculturalità. Orazio Longo. Creare un legame tra la Sicilia e le tradizioni popolari del mondo partendo dal presupposto che la nostra isola è da sempre un melting pot, un'amalgama di stili, influenze e culture. È la mission dell'Alcantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall'associazione Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. Festival giunto alla 20ª edizione in svolgimento in questi giorni a Pisano, frazione di Zafferana Etnea in provincia di Catania. Diamo spazio alla musica, ai laboratori, ai workshop, un'esperienza immersiva che coinvolge un pubblico stanziale di musicisti, di addetti ai lavori, di appassionati. Fino a domenica il sito sarà come un villaggio multiculturale alla presenza di artisti e pubblico proveniente da tante parti del mondo. All'evento speciale di anteprima un concerto tra Pizzica e Taranta. La 20ª edizione di Alcantara Fest è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione. C'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare del ritiro del Palermo e delle ultime di calciomercato. E siamo al calcio, Palermo in ritiro a Manchester, a Catania al via la campagna abbonamenti, a Messina arrivano i primi rinforzi.
Ritiro fase 2, il Palermo è a Manchester dove affinerà la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali in programma ad agosto. In queste immagini vediamo i primi allenamenti del rosanero nel centro sportivo del Manchester City, una casa del calcio all'avanguardia. Mercato, Blin e Pierozzi sono rosanero, ma il DS De Santis lavora anche su altri tasselli per dare un volto nuovo anche al centrocampo. Cessioni, Damiani al Pescara e Fella alla Cavese, Bro, Devetac sono rimasti a Palermo e bisognerà trovargli presto una sistemazione. Del Ciaro e Graves invece andranno via solo davanti a un'offerta congrua. Catania al via la campagna abbonamenti, diritto di prelazione per gli abbonati della stagione precedente. Nel frattempo la squadra continua a sudare e a lavorare in quel di Assisi. Toscano alla sua squadra chiede coraggio e sacrificio. Il vicepresidente Grella è intanto stato nominato consigliere del direttivo della Lega Pro. Mercato, tutto è stand-by in entrata. Sul fronte cessioni, Welbeck potrebbe andare al Taranto o al Monopoli. Messina che chiude per 2 giovani centrocampisti, Pedicillo dallo Spezia e Anselmo dalla Vibonese. Ufficiale anche Ortisi. Trapani dopo Marino e Bifulco, preso anche il giovane attaccante Moie. A Quadro invece passa al Siracusa. Ma a Messina il clima resta teso per la protesta dei tifosi contro la proprietà a cui chiedono di cedere il club. Il coro è eloquente. A Messina la situazione è sempre più tesa nei rapporti tra tifoserie e proprietà dell'ACR. Ieri pomeriggio in piazza Unione Europea, proprio di fronte al municipio, erano centinaia i tifosi che hanno inscenato una manifestazione di protesta contro il presidente sciolto e l'attuale proprietà. Una protesta che covava da tempo e che con la fase di stallo degli ultimi mesi, tra trattative annunciate ma mai concluse, ritardi nella costruzione della struttura societaria e della squadra che solo ieri ha iniziato il ritiro a Zafferana con tanti giovani e giocatori in prova, è esplosa con tutto il suo fragore. In piazza tutti i club organizzati della Curva Sud che hanno chiesto anche un incontro con l'amministrazione comunale e il sindaco Basile che ha ricevuto una delegazione di tifosi, assicurando loro che convocherà presto la proprietà per un incontro sul futuro della squadra. Ma ormai il rapporto vissuto negli anni sempre sul filo del rasoio sembra essersi spezzato definitivamente. La proprietà sempre ieri aveva divulgato l'ennesimo comunicato stampa per smentire la notizia trapelata di un'interruzione della trattativa con il fondo americano interessato all'acquisto, ma è stato un boomerang perché i tifosi ormai hanno espresso la loro opinione. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro focus, è dedicato all'emergenza idrica, dalla protesta dei cittadini di Agrigento alle decisioni di razionamento a Messina. Condurrà Roberta Lunghi, la trasmissione è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it, messaggi al 342 745 5005. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.